No, l'alternativa quale sarebbe? Perché poi non ho ben capito qual è l'alternativa. Ve li volete portare a casa vostra? Io sono d'accordo, visto che ancora non abbiamo un CIE in Italia, se c'è qualche clandestino posso dare l'indirizzo di casa vostra. Il discorso è questo. In Italia c'è la necessità di porre freno alla criminalità arrembante. Da quando? Ma da tanto. Ah, bene. Il capo della polizia in un'audizione alla Camera ha detto che il 70% dei crimini è opera di immigrati clandestini. Quindi per poter far abbassare la criminalità, oltre a combatterla in modo duro e con la certezza della pena, c'è anche la necessità di far fronte all'immigrazione clandestina. Far fronte all'immigrazione clandestina significa rendere effettive le espulsioni attraverso le identificazioni, gli accordi bilaterali, perché prima ho sentito che si parlava di accordi bilaterali, quindi riportandoli a casa loro, con i CIE, che sono centri per l'identificazione e l'espulsione, che non possono essere più limitati in un lasso di tempo molto breve, ma devono avere un tempo più ampio. Giusto? 6 mesi. 6 mesi. 6 mesi, giusto? Perché non è che ce lo siamo inventato noi, è una disposizione. È perplesso o contrariato, De Boni? È perplesso o contrariato quello che dice? No, No. seguo io. No, Allora, se lei è perplesso o contrariato? No, non sono perplesso. È d'accordo? Sul ragionamento non ci... No, ma il ragionamento è questo. Una... I CIE servono appunto per identificare le persone, per fare in modo che si apra il confronto con il paese di provenienza. Avevano proposto 3, poi sono arrivati a un compromesso fra la Lega e la PDL su 6 mesi. 6 mesi, io non conosco i tempi. In Europa sono quei lavori per capire. Sono assolutamente d'accordo, scusatemi, perché la pratica del CIE è inutile, perché bisogna far entrare dei clandestini in Italia quando si può... Per quelli che ci sono. Quelli che ci sono, l'espulsione, e bisogna pensarci già prima. E comunque la questione dei respingimenti dovrebbe essere una prassi consolidata delle forze dell'ordine e anche dell'esercito e anche della marina militare. Come fa Malta, noi dovremmo fare come fa Malta. No, ma infatti io sto concludendo il ragionamento dicendo che questa è la prassi prevista per legge. Filippo, il reato di immigrazione clandestina senza l'ammenda amministrativa, che è totalmente inutile, perché anche questo pacchetto sicurezza ha delle falle che sono visibili, è quello che il Paese chiede. Il Paese chiede anche al PDL di non essere ostaggio dei moderati, dei centristi, dei democristiani. E il grave rischio per il PDL, speriamo la fortuna per Forza Nuova, sarà quello di riuscire a portare finalmente delle proposte sull'immigrazione che siano risolutive totalmente, non delle, il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Noi riteniamo che siano molto efficaci questi provvedimenti. Dicevo, mentre in Europa c'è già una normativa che prevede il trattenimento, c'è anche un altro dato di fatto, ad esempio Zapatero, che è caro al Partito Democratico e al centro-sinistra, ad esempio i respingimenti li fa da tempo. Sarkozy addirittura... anche il governo di centro-sinistra allora siamo d'accordo. Il tema è che i respingimenti devono essere individuali, chi ha diritto all'asilo politico ed è un rifugiato politico deve essere garantito. Non possono essere. Lo sai che il tuo governo, il governo di centrodestra, su quelli che sono arrivati la percentuale di accoglimento del rifugiato politico è attorno al 50%? Cioè la metà di quelli che vengono, il governo di centrodestra ha riconosciuto che sono rifugiati politici e hanno dei diritti. Ce ne può essere qualcuno perché non sono delinquenti, sono dei poveri disgraziati. Voi, i cittadini lo hanno bocciato. Benissimo, adesso vediamo col vostro. Allora, noi questo non è tanto un respingimento quanto un riaccompagnamento, è un riaccompagnamento da dove sono partiti. Considerato che con Gheddafi, con la Libia, abbiamo ratificato un accordo. Sai che questi purtroppo non sono partiti dalla Libia, perché quello c'è il problema. Però mi scusi, lei ha detto, Giaretta, che il governo di centro-sinistra aveva già fatto respingimenti o rimpatri? Ha fatto rimpatri sulla base di accordi. Le affondali il respingimento è l'unico che ha fatto. No, il respingimento è un'altra cosa dal rimpatrio. Sì. E quando c'è stata una ondata vera, perché qualcuno del PD ha detto che i respingimenti, prima Fassino, poi Rutelli, insomma,
ha fatto delle aperture sui respingimenti anche violente, mi sembra. L'importante è che ci sia il rispetto. Non confondiamo mai i delinquenti con i poveri disgraziati. Questo fa la differenza di un paese civile. Tra delinquenti e poveri disgraziati ci torniamo, adesso 2 minuti e poi vediamo anche se ci sono le vostre reazioni.